Ricorre oggi il giorno del ricordo, istituito con legge 92 del 30 marzo del 2004 per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo dei cittadini italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano. Oggi in prefettura, al Palazzo del Governo, il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha consegnato una medaglia conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di un cittadino originario di Canicattì, Angelo Carlisi. A ritirare il riconoscimento il nipote Salvatore Carlisi, presente anche il primo cittadino di Canicattì. Questo in qualche modo è un evento che si collega a quello che abbiamo vissuto 2 settimane fa, la giornata della memoria. I fatti storici che si sono realizzati subito alla fine e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno visto protagonisti tanti nostri concittadini, tanti nostri connazionali, vittime innocenti di una persecuzione veramente oggi quasi quasi diremmo senza senso, si collegano in qualche modo a quegli eventi drammatici che hanno riguardato l'Olocausto e lo sterminio di ebrei, e non solo di ebrei, nei campi nazifascisti, e la violenza dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. È qualcosa che purtroppo anche oggi si verifica, ecco perché noi abbiamo il dovere di ricordare e trasmettere ai ragazzi, alle giovani generazioni, questa cultura del rispetto, della tolleranza. Mi chiamo Salvatore Carlisi, sono il nipote della medaglia d'argento di Carlisi Angelo, morto nelle foibe nel maggio del 1945, che è stato prelevato dalle milizie titine, è stato infobbiato. È stato un periodo tristissimo della nostra storia, come ho detto poco fa al prefetto, cioè perché è stata una resa dei conti gravissima, perché la resa dei conti della scelta del colore politico, che in quel periodo il colore politico era il nero. Ma che cosa c'entrano i bambini con il colore politico? Decine di bambini piccolissimi, il loro colore politico qual è? Se non l'arcobaleno, dei vecchi grandi che non riconoscono più nessun colore. Qual è l'azzurro, qual è il verde, qual è per l'età e per tutte le cose. Tantissimi sacerdoti che sono morti. Il colore politico del sacerdote no, abbracciano tutti i sacerdoti, tutti i colori di tutte le persone, bianche, rosse, verdi, azzurri. Settimana scorsa abbiamo ricordato il giorno della memoria, adesso è il giorno del ricordo in favore di un nostro concittadino che è stato vittima delle foibe. Purtroppo la linea comune tra il giorno della memoria col giorno del ricordo è proprio i regimi totalitari che hanno rappresentato una macchia nera della nostra storia contro il rispetto dell'umanità, contro il rispetto dell'uomo, ed è corretto, anche se in ritardo, ricordare questi eventi, condannare questi eventi affinché appunto l'uomo non possa ricadere negli errori del passato.